Sindaco, cosa rappresenta questa apertura della stazione a Porto Empedocle dopo tanti anni di chiusura? Rappresenta per la città un momento di riscatto e di ritorno allo sviluppo che aveva circa 50 anni fa. L'ho detto nell'intervento all'interno dell'immobile ristrutturato, questo rappresenta non solo l'inaugurazione di 150 anni dall'inizio del tratto Pomitini-Porto Empedocle, ma rappresenta la riqualificazione di un'intera area, di un tratto di ferrovia che negli ultimi 40 anni è stato abbandonato e che oggi finalmente dà la possibilità a queste città, ma anche all'Interland, di avere stiamo lavorando in tal senso una metropolitana di superficie. La riqualificazione dell'intera zona rappresenta per noi e per la città il ritorno a quello che è stato negli anni passati lo sviluppo economico di questa città. C'è l'impegno da parte delle Ferrovie dello Stato di continuare su questo percorso. Noi siamo ben felici visto che adesso iniziamo anche un percorso di crocieristico e quindi vi è la necessità di avere un collegamento snello, veloce e sentimentale, consentitemelo, verso la città di Agrigento. Quindi ringraziamo le Ferrovie dello Stato, ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per ripristinare questa parte di storia di questa città, ed oggi è la festa delle Ferrovie dello Stato, ma anche e soprattutto della città di Porto Empedocle. Dove nel vagone ristorante si possono mangiare le eccellenze siciliane, il treno si può fermare a Tempio a Vulcano e da lì a piedi, Giardino della Colimbetra e la Grande Valle. E io credo sia il modo più intelligente per fare un turismo sano ad Agrigento, dove si resta, si cammina lentamente, si dorme e si riparte, non nella stessa giornata. 150 anni La stazione di Porto Empedocle ha prima di tutto un vincolo, è un parco archeologico istituito dalla soprintendenza, i manufatti che vediamo sono tutti del 1870, anni successivi, quindi hanno un valore tale per cui chiunque 10 anni fa avrebbe visto erbacce, muri cadenti, oggi vede pietra siciliana ravvivata, colori, tinte, insomma Porto Empedocle è tornata 2 volte, a centrale e a succursale, perché la nostra idea sarà quella un domani di lasciare i viaggiatori a succursale, da lì a piedi prendere un traghetto e andare alle isole. 150 anni è un traguardo importante. 150 anni sono la storia di un paese, soprattutto da Comitini all'allora Girgenti. 150 anni fa non c'era nulla, c'erano delle strade sterrate con dei muli, con dei cavalli e poi questa modernità divampante che era il treno. Ecco perché 1874 la Sicilia rispetto ad altri territori italiani aveva già la sua ferrovia e questo angolo terminale per noi della rete era importantissimo perché da qui partiva l'oro di quel tempo, lo zolfo, i prodotti minerari, insomma la ferrovia ha portato modernità e ricchezza nell'Ottocento ad Agrigento, io credo che possa portare quel turismo di qualità. Sono 150 anni, è una grande occasione soprattutto per il turismo. Certamente, diciamo, il turismo è il primo punto di riferimento per treni turistici italiani che rappresenta proprio il ramo specifico di Ferrovie dello Stato. Questo è una realizzazione, un recupero industriale importante che peraltro apre al territorio una struttura che era fatiscente, distrutta e che è stata recuperata con toni, diciamo così, ispirati alle origini, quindi c'è questa pietra caratteristica a terra, un recupero di tutte le parti lignee superficiali e sarà il punto di riferimento per esempio per i nuovi croceristi. Sappiamo che Porto Empedocle è diventato un punto di riferimento importante e dovrà incrementare la sua attività turistica. Ecco, noi potremo mettere a disposizione ovviamente questo collegamento, fare sì che possa essere utile per esempio per il collegamento con la Valle dei Templi e quindi anche soltanto la visita naturistica, diciamo così, di questo tragitto che noi facciamo può diventare veramente un punto di riferimento importante per tutto quanto il territorio e per rivitalizzare soprattutto una parte, un quadrante proprio della Sicilia che, diciamo così, andava un po' decadendo fondamentalmente. Quando c'è un recupero sicuramente lo sviluppo è garantito. Direttore, come stanno le ferrovie in Sicilia? Ma diciamo che c'è molto da fare, questa è una certezza assoluta.
in particolare perché ragioniamo sul tema dei regionali, che sono ovviamente una delicatezza e rappresentano il trasporto passeggeri. Noi in effetti stiamo soltanto dando una mano nel settore del turismo, che è un settore diverso dal trasporto passeggeri, e quindi ci dedichiamo esclusivamente a questo e stiamo cercando di dare un segnale comunque importante su tutto quanto il quadrante della Sicilia, ma stiamo lavorando su tutta l'Italia. Devo dire che non abbiamo differenze tra nord e sud, ecco, abbiamo appena terminato il Milano-Nizza per esempio, che è stata un'altra struttura, un'infrastruttura molto importante che adesso collegherà fino a Cannes addirittura.